Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Si ferma lo sciopero degli autotrasportatori siciliani, arriva la convocazione dal ministro Salvini, resta comunque lo stato di agitazione. È bufera politica dopo il terremoto giudiziario con 13 indagati per la frana di Niscemi, tra loro anche 4 presidenti di regione. Intanto resta aperto il fronte del difficile rientro degli sfollati. Arrestato a Catania un pusher che spacciava marijuana adulterata con un mix di sostanze altamente pericolose. Salgono a 4 gli indagati tra proprietari e responsabili delle imprese coinvolte per omicidio colposo nella tragedia sul lavoro in via Marturano a Palermo, dove hanno perso la vita 2 operai. Claudio Baglioni celebra i 40 anni di La Vita e Adesso, un tour estivo che partirà da Lampedusa, 6 date tra luglio e agosto nelle principali location siciliane. Nasce a Catania l'area territoriale di ricerca del CNR, un polo d'eccellenza che unisce scienze, imprese e territorio. Calcio, il Catania ricomincia da Toscano, primo allenamento diretto dal tecnico tornato sulla panchina rossa-azzurra dopo l'esonero di Viali, chiuso il rapporto con il direttore sportivo Pastore. In apertura una notizia di ultima ora: diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro un'abitazione sullo stradale Cravone a Catania. I poliziotti intervenuti hanno rinvenuto 13 bossoli. Secondo quanto ricostruito dalle telecamere di videosorveglianza della zona, a sparare sarebbero stati 2 uomini a bordo di uno scooter. Non ci sono feriti. Finanziari del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato a Vittoria circa 3.000 litri di gasolio agricolo e denunciato 5 persone nell'ambito di controlli sulla filiera della distribuzione di prodotti energetici. Secondo l'accusa, un'azienda agricola avrebbe tentato di cedere del gasolio con accisa agevolata ad una società di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e movimento terra. Nella sede di quest'ultima sono state trovate appunto 2 cisterne contenenti gasolio agevolato. E poi c'è stato un grosso sequestro di 20 immobili riconducibili allo storico capo della famiglia mafiosa di Sciacca. Quest'ultimo è considerato punto di riferimento nella gestione delle attività criminali. Il provvedimento riguarda 2 appartamenti, un magazzino e 17 terreni siti a Ribera. E veniamo adesso allo sciopero degli autotrasportatori, che è stato sospeso dopo la notizia della convocazione al Ministero dei Trasporti retto da Salvini. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Si riaccendono i motori e il cibo torna a viaggiare verso la grande distribuzione. Si ferma lo sciopero degli autotrasportatori siciliani. Il blocco totale dei porti commerciali viene sospeso con effetto immediato, annuncia Salvatore Bella, segretario del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Più volte invocato, si terrà infatti a Roma il 22 aprile l'incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Porteremo le nostre istanze al Ministro nella speranza che vengano accettate. Quindi a partire da adesso il fermo viene revocato. Gli autotrasportatori chiedono il contenimento del caro carburanti e l'abbattimento delle tariffe marittime. Un ruolo importante nel favorire il dialogo tra istituzioni e autotrasportatori l'ha avuto Giovanni Arena, presidente di Vegè, colosso della grande distribuzione, pubblicamente ringraziato al Comitato dei Trasportatori. La sua mediazione col ministro è stata anticipata nella trasmissione Sicilia 24 Focus di Telecolor dall'amministratore delegato del gruppo Vegè. Come presidente di Gruppo Vegè e come delegato di Fedistribuzione si è attivato personalmente per ribadire che bisogna arrivare a un tavolo di concertazione. Stamattina il presidente Arena si è riferito esclusivamente alle problematiche della Sicilia. Blocco sospeso dunque sino al 22 aprile. Ora tocca al ministro Salvini fornire le garanzie richieste. Giorno dopo il terremoto giudiziario, con 4 presidenti della regione indagati nell'inchiesta sulla frana di Niscemi, i comitati dei residenti sono adesso pronti a portare avanti una class action. Sentiamo Gerri Italia.
A quasi 3 mesi dalla frana che il 25 gennaio ha sconvolto Niscemi, la procura di Gela ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati tra vertici politici e dirigenti regionali, un passaggio atteso che riaccende però il dibattito in città. A Niscemi la vita sembra riprendere lentamente il suo ritmo, le transenne sono state arretrate, i mezzi di soccorso non ci sono più, ma la ferita resta visibile non solo nel terreno ma anche tra i cittadini. Nel quartiere più vicino al fronte franoso si torna a parlare ogni giorno di ciò che non è stato fatto, interventi previsti e opere mai realizzate, e intanto il ritorno alla normalità è lento, molti sfollati sono rientrati da poco, altri vivono ancora nell'incertezza. Daniela, insegnante, è rientrata nella sua abitazione appena 3 settimane fa e oggi rilancia la necessità di tutelare chi è rimasto escluso dagli aiuti. Siamo passati dal vivere nel vanto di essere residenti nella parte più antica della nostra città al vedere i nostri immobili completamente svalutati da questo disastro ambientale che ha devastato la nostra città. Abbiamo intenzione di promuovere una class action affinché i nostri diritti vengano tutelati e affinché i responsabili ne rispondano nelle sedi opportune. Secondo gli inquirenti, gli interventi per la mitigazione del rischio erano stati progettati e finanziati, lavori che però, stando alle indagini, non sarebbero mai stati realizzati. Una ricostruzione che alimenta la rabbia soprattutto tra commercianti e residenti che in questi mesi hanno visto le proprie attività fermarsi. Di qualcuno la colpa è e qualcuno dovrebbe assumersi le responsabilità, perché le attività e gli esercenti di Niscemi da 60 giorni vivono in uno stato di precarietà, in uno stato di economico davvero molto grave. Qui, tra le case in bilico sul pendio e i cartelli della zona rossa, resta la sensazione che la frana abbia portato alla luce una lunga storia di omissioni, una verità che ora la magistratura prova a ricostruire. La procura di Gela sbaglia bersaglio, queste le reazioni politiche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di appunto 4 presidenti di regione e 9 funzionari per mancati interventi sulla frana di Niscemi. Sentiamo Maglio Viola. Nessuna richiesta e nessun progetto di intervento è mai arrivato nell'arco degli ultimi 9 anni da Niscemi all'Ufficio regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. Lo scrive in una nota ufficiale proprio l'ufficio del commissario straordinario per gli interventi dopo l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Gela di 13 persone, fra cui funzionari e dirigenti dell'ufficio e gli ultimi 4 presidenti della regione, per i mancati interventi proprio sulla frana di Niscemi. L'ufficio sposta dunque l'attenzione e descrive la procedura di legge che la procura non avrebbe tenuto in nessuna considerazione. Di fatto sarebbe toccato al comune o al libero consorzio presentare il progetto e chiederne il finanziamento, passaggi mai effettuati, e senza questi passaggi gli uffici non hanno per legge nessuna possibilità di intervento. È la spiegazione tecnica che segue le reazioni politiche, a cominciare da quella dell'ex presidente e attuale ministro Nello Musumeci, che ribadisce di essere stato il primo a parlare di questi fatti. Ciò che avevo da dire l'ho già detto in Parlamento, sostiene Musumeci. Si dice sereno anche l'attuale presidente Renato Schifani, sicuro di aver agito correttamente, e anche Gaetano Calvagno, presidente dell'ARS, come Giorgio Assenza, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, sottolineano che dell'inchiesta emergerà anche chi si è comportato correttamente. Di atto dovuto parla anche l'ex presidente Raffaele Lombardo e sottolinea la propria assoluta estraneità ai fatti. Va oltre soltanto l'ex presidente Rosario Crocetta, che non ne sapeva niente. Nei miei 5 anni di governo nessuno mi informò mai della situazione di Niscemi, dice nella sua dichiarazione. Siamo alla cronaca. Produceva e spacciava marijuana adulterata con un mix di sostanze altamente pericolose. Pusher arrestato dalla polizia a Catania. Un uomo di 38 anni di origine lettone è stato arrestato a Catania dagli agenti della squadra mobile della questura. In 2 distinti laboratori produceva marijuana adulterata, addizionata con cannabinoidi di sintesi, una droga altamente pericolosa per la salute, e documenti falsi. È stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana occultata all'interno di uno scatolone che trasportava in macchina. Abbiamo deciso quindi di fare una perquisizione nel luogo da dove era stato visto uscire e ci siamo imbattuti in un vero e proprio laboratorio per la produzione di cannabis adulterata con pericolosi cannabinoidi sintetici. Ma le sorprese non sono finite qui, perché estendendo la perquisizione anche all'abitazione di dimora del soggetto ci siamo resi conto che all'interno di questo appartamento era allestita una vera e propria stamperia di documenti falsi, ovvero patenti e carte di identità. Ma la stessa carta d'identità esibita dall'uomo, che asseriva di essere un cittadino lussemburghese, è risultata anch'essa falsa. Dallo sviluppo delle sue impronte i poliziotti sono risaliti al cittadino lettone, ricercato in campo europeo in quanto a suo carico risultava un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche per reati in materia di stupefacenti.
Salgono a 4 gli indagati per omicidio colposo nell'inchiesta per la tragedia sul lavoro in via Marturano a Palermo, in cui hanno perso la vita 2 operai. Maglio viola. Una drammatica sequenza di errori e di omissioni sarebbe alla base della tragedia di via Ruggero Marturano a Palermo, costata la vita a 2 operai precipitati con il cestello della gru su cui stavano lavorando nel sottobalcone dell'attico di un condominio. Salgono a 4 le persone indagate per omicidio colposo. Si tratta del proprietario dell'immobile che ha commissionato i lavori senza accertarsi della regolarità, del titolare dell'impresa Ediltech Salvatore Macaluso e adesso anche del titolare dell'impresa che ha affittato la gru Giovanni Agliuzza, oltre che del gruista incaricato del movimento del mezzo Vincenzo Costa. La sequenza di errori ed omissioni inizia con la mancata richiesta di apertura del cantiere, che avrebbe dovuto comportare la chiusura di una porzione della strada. Continua con la lamentela del gommista sottostante davanti la quale la gru era stata posizionata e finisce con lo spostamento del mezzo troppo lontano dall'area dell'intervento. Sarebbe questo il passaggio decisivo: il braccio della gru sarebbe stato esteso troppo e la gru stessa si sarebbe sbilanciata. Per questo il braccio avrebbe ceduto piegandosi e causando il crollo. Il mezzo è dotato di un sistema di sicurezza che dovrebbe impedire questa estensione eccessiva, ma gli avvisi sarebbero stati ignorati. I periti dovranno stabilire se il sistema sia stato addirittura manomesso. Intanto oggi sono stati celebrati i funerali della prima delle 2 vittime, l'operaio romeno di 51 anni, mentre domani dovrebbe toccare i funerali del tunisino di 41. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare fra l'altro del tour di Claudio Baglioni. Claudio Baglioni presenta il suo tour estivo per celebrare i 40 anni della vita. E adesso Marco Gullà. La vita adesso nel vecchio albergo della terra. La vita è adesso. Il Grand Tour estivo di Claudio Baglioni toccherà anche la Sicilia con 6 date, da Siracusa ad Agrigento, poi Palermo e Catania. Il tour inizierà invece da Lampedusa, tappa simbolo della carriera di Baglioni. Oggi pomeriggio nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo il cantautore ha presentato il suo tour, un momento di grande emozione, soprattutto quando Baglioni ha parlato di Lampedusa, la sua seconda terra per appartenenza. Anche oggi, guardando la forma geografica della Sicilia, dici, vedi che sembra Lampedusa ma molto più grande. E però lo fa veramente piacere, grazie a te. Baglioni, che ha anche incontrato nell'occasione gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, ha poi parlato della Sicilia, della sua bellezza, dei suoi colori. Ci tenevo a farlo proprio nei luoghi della bellezza. Allora la parola bellezza noi la nominiamo tantissimo, ma molte volte sembra qualcosa che sia laggiù, lontano, o che sia un mondo, un universo, una categoria. La Sicilia è un territorio unico, credo che non ci sia al mondo una cosa, un luogo, una zona, un posto dove si radunano così tante specialità. Le date siciliane: il 23 e il 24 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 26 luglio alla Live Arena di Agrigento, il 28 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e il 31 luglio e l'1 agosto al Teatro Antico di Taormina. Nasce a Catania l'area territoriale di ricerca del CNR, un polo d'eccellenza unico che unisce scienza, imprese e territorio. Adelaide Barbagallo. Catania si conferma polo d'eccellenza per l'innovazione tecnologica e scientifica. È stata istituita ufficialmente l'area territoriale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una struttura che nasce per unificare e potenziare la presenza dell'ente sul territorio, proponendosi come interlocutore unico per istituzioni, università e imprese locali. È uno strumento di coordinamento importante per gli istituti del CNR a Catania. E poi si vuole porre anche come un interlocutore per le istituzioni, per il territorio, l'impresa. Quanto è importante la ricerca proprio in questo periodo storico così particolare? La ricerca è fondamentale perché intanto porta benessere alle persone, migliora la loro qualità della vita in tutti i campi, e qui a Catania operano istituti nel campo della chimica, del patrimonio culturale, della medicina, della fisica, delle scienze cognitive, quindi tutto questo deve essere un motore di sviluppo del nostro territorio.
L'obiettivo è fare rete e valorizzare le competenze. Un'area dai numeri importanti. Eh sì, 240 sono le unità di personale coinvolto tra ricercatori tecnici e personale amministrativo. A questi aggiungiamo 60 giovani ricercatori a tempo determinato. La presentazione ufficiale è avvenuta nella sede di via Paolo Gaifami, segnando un passo cruciale per lo sviluppo economico e sociale della città etnea. Catania sta diventando baricentrica rispetto a tanti interessi di gruppi industriali importanti che stanno volendo consolidare la loro forza nella nostra città. Da oggi Catania ha dunque un nuovo, fortissimo punto di riferimento per la ricerca e l'innovazione, un'alleanza strategica tra scienza e territorio. E Catania diventa anche capitale della robotica con la sfida nazionale tra 860 studenti di 11 regioni italiane. Tonino De Mano. Cosa sta facendo in questo momento? Deve girare il labirinto, riconoscere delle vittime che possono essere o i cerchi o delle lettere greche. Esibizioni sul palco, gare di calcio da tavolo, percorsi accidentati, sfide 1 contro 1 e tra scuole. L'Istituto Archimede di Catania sta ospitando negli spazi di Sicilia Fiera Mister Bianco la finale nazionale di RoboCup Junior Academy 2026, competizione di robotica educativa riservata a studenti under 19 e valida per l'accesso ai campionati europei e mondiali. In gara 860 studenti in rappresentanza di ben 11 regioni italiane. A fare gli onori di casa proprio l'Archimede. È un onore e anche un grande impegno essere riusciti a fare venire per questa occasione tutte le scuole dall'Italia e tutte le squadre che partecipano alla robotica. Gli fa eco l'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi. Grazie alla scuola Archimede, che è la scuola capofila a livello nazionale di questo RoboCup 2026, è un'iniziativa dove tantissime scuole, più di 800 ragazzi delle scuole superiori ma anche qualche scuola media, si sfidano in modo costruttivo sulle innovazioni di robotica. Lo fanno in modo costruttivo portando non solo la robotica ma anche con uno sketch teatrale insieme alla robotica. La competizione nasce per avvicinare gli studenti alla robotica e all'intelligenza artificiale attraverso attività pratiche, favorendo l'apprendimento e lo sviluppo di competenze trasversali. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con la rivoluzione in casa Catania che ritrova il tecnico toscano. Siamo al calcio, il Catania ricomincia da capo, lo fa con Toscano, il tecnico che aveva iniziato la stagione ma senza il direttore sportivo. È l'ennesima rivoluzione per inseguire l'obiettivo della Serie B. Marco Carli. Dove eravamo rimasti? A questo gol di Casasola con l'Altamura che ha dato la vittoria al Catania, poi la corsa a perdifiato, le parole a favore del proprio allenatore. Inutili, è stata l'ultima partita di Toscano alla guida del Catania. Oggi il ritorno, il primo allenamento del nuovo corso dopo che il precedente, quello di William Viali, è durato 4 partite. La gara negativa col Picerno e l'altra sconfitta senza reazione, senza idee, con 2 gol, soprattutto il secondo presi in modo incredibile, oltre ai dialoghi fra giocatori e dirigenza, hanno portato all'avvicendamento. E adesso Toscano riparte. Tocca a lui provare a portare il Catania in B attraverso i playoff dopo un mese in cui era rimasto comunque al centro del dibattito, prima con le vicende legate al suo contratto, poi con i risultati di Viali e con la tifoseria che ne chiedeva a gran voce il ritorno. Con lui si proverà a ricompattare il gruppo che di conseguenza non avrà alibi in vista degli spareggi. La prima notizia dall'infermeria è negativa per il tecnico calabrese, l'infortunio muscolare per Casasola, riportato la scorsa settimana, lesione al retto femorale della gamba destra, già iniziato il percorso di recupero. Il ritorno di Toscano, si diceva, e poi Pastore che va via, chiusura del rapporto professionale per un ruolo, quello del DS, che non gode certo di fortuna con questa dirigenza, chiusi i rapporti per motivi ovviamente diversi con la Neri, Faggiano e appunto con Pastore. Quest'ultimo aveva avuto il merito di togliere gli esuberi e da qualche tempo era un po' ai margini e non ha partecipato ai vari avvicendamenti di allenatori. Insomma, altra rivoluzione per rincorrere l'obiettivo stagionale che resta la B, nonostante tutto. Fallimento scongiurato per il Siracusa Calcio, il Tribunale ha preso atto del ritiro dell'istanza presentata dai creditori grazie ad un piano di risanamento del debito, salvando almeno per ora la società del presidente Alessandro Ricci. Ed era l'ultima notizia, vi lascio adesso alla rassegna stampa, l'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata.